Grazie tanto. Martina Batticciotto. Buongiorno a tutti, sono Martina Batticciotto, faccio parte dell'associazione Arché e nonostante lunedì dovrò affrontare la terza prova scritta degli esami di maturità, sono qui per sottolineare la grande importanza che i giovani devono avere all'interno della politica, offrendo la propria passione e le proprie idee al servizio della nostra terra. Con questo spirito, insieme all'associazione Actea, abbiamo presentato recentemente il nostro manifesto, raccogliendo nel giro di pochi giorni ben 700 firme, perché vogliamo fare comprendere come gli interventi sul nostro futuro non possono essere realizzati da uomini che non sanno più cosa scommettere, ma devono essere realizzati da noi giovani, perché siamo noi che ci scommettiamo ogni giorno sul nostro futuro. Come studentessa di scuola superiore non posso che chiedere al nostro partito di farsi carico di difendere il concetto di scuola pubblica come elemento, risorsa essenziale del nostro territorio e a tal proposito di promuovere degli interventi volti a migliorare la scuola italiana. Riteniamo innanzitutto che il nostro Paese abbia bisogno di una scuola che metta come cardine principale il bene degli studenti. Dobbiamo dare fiducia agli studenti e soprattutto ai docenti della scuola italiana. Per noi è fondamentale il diritto allo studio. Per noi è importante che tutti gli studenti abbiano pari diritti, pari opportunità, perché non vogliamo che ci siano differenze tra nord e sud. Non vogliamo una scuola di serie A e una scuola di serie B. È come poter parlare di diritto alla scuola, Grazie. diritto allo studio, senza parlare di sicurezza. Sto concludendo. Noi vi chiediamo di investire sui giovani. Noi vi chiediamo di dare risorse e fiducia. Da oggi si cambia e noi ci crediamo. Grazie. Grazie.